Iniziamo la recita dei secondi vespri, 13ª settimana, domenica, prima settimana del Salterio. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Trinità beata, luce, sapienza, amore, vesti del tuo splendore il giorno che declina. Te lodiamo al mattino, te nel vespro imploriamo, te canteremo unanimi nel giorno che non muore. Amen. Il Signore stenderà da Sione il suo dominio e regnerà in eterno. Alleluia. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché opponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. A te, principato, nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Il Signore alla tua destra annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore estenderà da Sione il suo dominio e regnerà in eterno. Alleluia. Tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore. Alleluia. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge. Che hai tu, mare, per fuggire? E tu, Giordano, perché torni indietro? Perché voi monti saltellate come arieti e voi colline come agnelli di un gregge? Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore. Alleluia. Dio regna, a Lui la gloria. Alleluia, alleluia. Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Veri e giusti sono i Suoi giudizi. Alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti i Suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi. Alleluia, ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio l'Onnipotente. Alleluia, rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria. Alleluia, sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio regna, a Lui la gloria. Alleluia, alleluia. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. A te la lode, la gloria nei secoli. Nell'alto dei cieli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
Entrando nella casa, Gesù disse: «La fanciulla non è morta, ma dorme». E presala per mano le comandò: «Io ti dico, alzati». L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Entrando nella casa, Gesù disse: «La fanciulla non è morta, ma dorme». E presala per mano le comandò: «Io ti dico, alzati». Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli, acclamiamo. Venga il tuo regno, Signore. La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano. Mistero di salvezza per tutti gli uomini. Assisti il collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace. Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, Capo della Chiesa. E diano valida testimonianza al tuo Vangelo. Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità. Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendici partecipi anche noi della loro beatitudine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio, che il tuo spirito di adozione ci ha reso figli della luce, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Noscum prolepia. Benedicat Virgo Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso Dio Onnipotente, il nostro peccato. In pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore.
Dio Onnipotente abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce, quel tuo spirito di adozione fa che non ricadiamo nella tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia, infatti, è immortale. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospita il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza e vi sia uguaglianza. Come sta scritto, colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, lì si radunò attorno molta folla ed egli stava lunga il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare la sua vesti, sarò salvata. E subito lei si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita del male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero:
Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dice: chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, li gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, poiché a Pietro, Giacomo e Giovanni, Pietro fratello di Giacomo, giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano, ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talita cum, che significa fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi nel Signore Gesù. Allora, diciamoci, Dio è uno e tre in comunione, creati a sua immagine. Siamo chiamati a vivere in relazione tutti noi di amore. Siamo famiglia tutti. Questa è una realtà molto bella, una realtà, la famiglia consolabile. Non c'è nulla di più amorevole e stupenda di una famiglia, dal momento che Dio stesso ha voluto vivere in famiglia. Le parole possono essere in famiglia micidiali quando si va troppo d'accordo per la famiglia, come pallottole, oppure parole preziose come carezze d'amore. Dipende da come si va avanti. Le parole pallottole sono tantissime. Non so se avete mai fatto caso.
Per esempio, stai fermo, dice al bambino, muoviti, vai piano, sbrigati, non toccare, stai attenta, mangia tutto, lavati i denti, ma guarda che ti sei sporcato, stai zitto, parlo, l'ho detto, chiedi scusa, saluta, vieni qui, non starmi sempre intorno, vai a giocare, non disturbare, non correre, non sudare, attento che cadi, te la dico, ecco te, peggio per te, non stai mai attento, non sei capace, sei un troppo piccolo, io faccio io, sei quando vai a letto, poi alzati, farai tardi, ho da fare, gioco per conto mio, copriti, non stare al sole, non si parla con la bocca piena, tutte cose che si dicono come pallottole ai bambini. L'elenco delle parole carezze può essere lungo anche lui. Esempio, ecco, ti amo. Amare vuol dire tenerezza. Ecco, quanto sei bello, quanto sei felice di averti. Parla, tempo per noi. Come ti senti? Sei triste? Hai paura perché non ne hai voglia? Sei dolce? Sei morbido? Sei soffice? Sei tenero? Raccontami, sono orgoglioso di te. Che cosa hai provato? Sei felice? Mi piace quando tu ridi. Puoi piangere se vuoi. Sei contento. Cosa ti fa soffrire? Che cosa ti fa arrabbiare? Puoi dire tutto quello che vuoi. Ho fiducia in te. Mi piace. Io ti piaccio. Quando ti piaccio, ti ascolto. Sei innamorato. Cosa ne pensi? Mi piace stare con te. Ho voglia di parlarti. Ho voglia di ascoltarti. Quando ti senti più infelice, mi piaci come sei. È bello avere un figlio. È bello stare insieme. Dimmi se ho sbagliato. Torna presto. È bello avere un figlio come te. Per parole, carezze. Non perdiamo mai il lavoro. Sono parole balsamiche, parole che abbracciano, parole che hanno potenziale psichico enorme, parole terapeutiche che curano. Regoliamole ai vostri figli senza usare il minimo la parola. Rimane l'unica oasi, l'unico
contro veleno, contro un diluvio di immagini che minacciano di pietrificarci. La parola buona è una vita di pietrificazione. La parola buona è sempre buona, è indispensabile per i figli, per il nostro domani. Qui non posso chiudere il discorso sulla famiglia senza dire una parola chiamata preghiera. In famiglia la scelta di pregare ci è certamente di aiuto per vivere la dimensione comunitaria e la dimensione fraterna. La preghiera abituerà la famiglia a guardare il mondo con gli occhi stessi di Dio. E il silenzio nella famiglia ci dispone a sentire la presenza di Dio. Perciò cerchiamo di vivere sempre con parole buone, con parole che sono carezze, che sono piacevoli, parole che portano un clima di gioia per sempre. Viviamo bene in famiglia, è motivo per tutti di stare bene. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. fratelli e sorelle, il nostro Dio è Dio della vita e non gode per la rovina dei viventi. Con questo consolante certezza di fede eleviamo al Padre le nostre suppliche. Preghiamo insieme e diciamo: Dio della vita, ascoltaci. Dio della vita, ascoltaci. Dio non ha creato la morte, perché la Chiesa non si stanchi mai di annunciare questa verità ai tanti uomini paralizzati dalla paura o prigionieri del materialismo. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Oggi si celebra la giornata della carità del Papa.
perché accogliendo l'esortazione dell'Apostolo Paolo, tutti i cristiani siano generosi nel sostenere l'opera di Papa Francesco a favore dei poveri e dei bisognosi nel mondo intero, preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per i responsabili della politica e dell'economia, perché si impegnino in modo particolare per sollevare dall'indigenza le tante famiglie che soffrono per le dure conseguenze della pandemia, preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per i donatori di sangue e di plasma, perché la loro preziosa opera di carità e di solidarietà porti sollievo ai malati e ispiri altri cuori generosi a seguirne l'esempio. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per ognuno di noi, perché anche nei momenti di estrema difficoltà possiamo sentire nell'intimo la rasserenante certezza di Gesù che dice: non temere, soltanto abbi fede. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. O Padre, ti ringraziamo per il dono del tuo amore nello Spirito Santo. Concedici la grazia di comprendere che solo in te possiamo essere veramente felici. Ora nel mistero, un giorno e per sempre con Gesù tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli, per il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto, benediti e ringraziati, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa
ci hai convocato nella tua casa, ogni la tua famiglia riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spesato, e fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera è entrata nella tua riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con un solo voce l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questa doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore.
proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione alla corpo e alla sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordate, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendela perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in un tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Vuoi il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Beati gli invitati al cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare nella tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e fa che io venga a te per lodarti coi tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Io ti dico alzati, disse il Signore, e subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento. Sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle vanno girando per il mondo, e così sia. preghiamo. La divina Eucaristia che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Ricordo gli avvisi: dal lunedì al sabato alle 9:30 Santa Messa, a seguire il Santo Rosario. Il lunedì sera ore 20:30 preghiera di guarigione e liberazione, il mercoledì sera e venerdì sera ore 20:30 la messa di guarigione. Il mercoledì sera riservate ai volontari. Ricordo dall'8 al 10 luglio faremo un trido sugli angeli con Don Marcello Stanzione alla sera alle 20:30. 8, 9 e 10. Il 10 lo concluderemo in pellegrinaggio a Piccola Lourdes Forno di Coazze. Se qualcuno vuole scrivere, se ci sono ancora posti. Allora, sabato 10 luglio siamo in pellegrinaggio a Torino, in provincia di Torino. Ricordo di tenere le distanze da maghi, cartomanti, medium, veggenti strani, guaritori strani, eccetera, eccetera, che fanno del male, e il male attacca, ricordate, poi prima che si tira via passano mesi o anni di benedizioni. Tantissimi si fanno rovinare da questi malvagi, gli danno sacchettini, portafortuna, talismani, braccialetti, cornetti, eccetera, eccetera, vanno buttati, vanno bruciati, bisogna tenere le distanze da questi malvagi, altrimenti il male rimane addosso, rimane attaccato. Allora, prima cosa da fare è la confessione, io mi devo confessare e il male si ferma, poi con le benedizioni un po' alla volta se ne va, ma finché non mi confesso il male continua ad andare avanti. Cioè, o si fa un serio cammino o è meglio lasciare stare. Bene? Che il piede in due scarpe non si mette, che prima o poi il demonio ti spazza via. Ricordatelo, non c'è più via di mezzo. O si sta da parte del bene o si sta da parte del male. Siamo in piena Apocalisse, ma quasi nessuno se ne è accorto. I cattolici avanti nella fede si accorgono che siamo in piena Apocalisse, gli altri non si accorgono. Il mondo va così, va bene tutto, non va bene niente, ma la gente non si accorge. Bene? Siamo in piena Apocalisse, leggete il libro di San Giovanni Apostolo e vedete che tempi siamo. Tempi della grande tribolazione. Leggete tanto le catechesi che servono a crescere spiritualmente, quando il passo del Vangelo non si capisce la catechesi lo spiega bene. Le preghiere registrate vanno bene, ricordo il famoso 5 per 1000, siccome non costa nulla, ve lo continuo a chiedere, è gratis. Datecelo a noi, va bene? Dito anche a qualche amico, familiare, conoscente, darci il 5 per 1000 a noi. Entrate nel nostro sito, nella voce aiutateci, c'è il nostro codice fiscale. Ricordo, domenica 11 luglio faremo la messa di guarigione a pomeriggio alle ore 16. Bene? Domenica 11 luglio, ore 16 messa di guarigione con Don Marcello Stanzione. Ringrazio tutti i presenti, quelli che ci ascoltano a casa, quelli nelle chat che mandano migliaia di intenzioni, preghiamo anche per loro. E un grazie al loro cuore anche a quelli a casa che bloccano le bestemmie e le parolacce. Va bene, anche oggi tantissime, ero lì anch'io, ogni tanto ne ho bloccato qualcuno. Va bene, un grazie di vero cuore a tutti, aiutateci anche voi da casa perché tante volte non riusciamo noi solo noi a bloccarli, ci vuole l'aiuto un po' di tutti. Fatevi una lista di liberazione anche a casa, bene, vedete chi avete bisogno per la preghiera, un parente, un familiare, un figlio, una mamma, un papà, eccetera, eccetera, fate la vostra lista, quando ci sono le messe o le preghiere mettete la lista davanti al telefonino, davanti al computer, davanti alla televisione e date un nome a noi, il vostro, basta un nome e poi le vostre intenzioni arrivano ovunque, perché chi agisce è lo Spirito Santo e lo Spirito Santo arriva ovunque, nelle case, a portare a guarigione, a liberazione, a conversione. Bene, dobbiamo ringraziare la Madonna per questo grandissimo apostolato che ci sta facendo fare, entrare in tutte le case. Questo è bello e straordinario. Ricordo di pregare tanto per me, per i sacerdoti e per l'associazione, che ci vuole le preghiere di tutti, perché col demonio non si scherza, lo dico sempre. Quello fa terra bruciata, tenta di distruggere tutti i gruppi di preghiera e se non c'è una preghiera forte li distrugge. Perciò bisogna avere la preghiera di tutti. Tantissime persone mi invitano in Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, ecco, ci vuole il permesso di un sacerdote. Quando avete un permesso di un sacerdote io vengo volentieri, che la mia missione è aiutare il prossimo. Ecco, se c'è il permesso di un sacerdote vengo. Ricordo di confessare le ferite emozionali, che ne abbiamo tante. Sono traumi, veri e propri traumi, che poi alla fine diventano peccati mortali perché io non perdono. Allora che cosa devo fare? Prendo un quaderno con una penna e mi metto lì a scrivere tutte le ferite che ho subito, va bene? E le confesso, così si alleggerisce l'anima, il corpo, il cuore, tutto si alleggerisce, ma bisogna scriverle tutte. Tanti che io non ne ho, comincia a scrivere, poi vediamo se non ne hai.
Va bene? Quelli che dicevano hanno scritto già 8 pagine, perciò tutte le ferite emozionali scrivetele e confessatele, perché sono dei veri e propri traumi, diventano poi, e il demonio entra a quei traumi, mi raccomando. Allora, se c'è qualcuno che è capace a suonare l'organo, ce lo fa sapere, che lo facciamo suonare soprattutto alla domenica mattina, che ci sono più di 20 bambini che cantano, ci vorrebbe uno che sia capace a suonare l'organo. Poi ricordo l'ultima cosa, vi do un compito da fare a casa, visto che ogni tanto vi do qualcosa. Gli apostoli erano 12, la corona di stella Madonna erano 12, il Vangelo che abbiamo letto oggi è veramente bello e straordinario, aveva un'emorragia da 12 anni. La bambina che è stata guarita, risorta, aveva 12 anni. Ecco, studiate questo coso qui e lo trovate la soluzione, vi do un piccolo aiutino, nell'Apocalisse di San Giovanni. Va bene? Uniti in preghiera, concludiamo con il canto.